Il comune di Agrigento salda i debiti pregressi, risparmia, taglia le spese superflue e conquista il traguardo patto di stabilità. Adesso i conti di Palazzo dei Giganti sono in regola. Il mancato rispetto del patto di stabilità avrebbe comportato un taglio dei trasferimenti dello Stato nei confronti del comune di Agrigento ed un inevitabile e conseguente impoverimento delle casse comunali. Raggiungere questo obiettivo è stato veramente faticoso. Ogni giorno abbiamo guardato quella che era la spesa pubblica per non sforare il patto. Che cosa significa questo in termini concreti e reali per i cittadini? Significa per esempio che incide pesantemente sul patto di stabilità i debiti pregressi. Per cui un debito pregresso degli anni addirittura 80 che nel 2011 è diventato un titolo esecutivo ha fatto sì che il creditore attraverso un pignoramento presso la tesoreria comunale andasse a prelevare 2.500.000 euro dei fondi comunali. Quindi siamo partiti nel 2011 con questo grande disavanzo. Siamo riusciti a salvare il patto di stabilità attraverso la riduzione delle indennità che abbiamo fatto come amministratori. Questo ci sta consentendo di poter impegnare le spese per il trasporto pubblico, per le scuole, per i bambini. Agrigento, continua Zambuto, è una città virtuosa in grado di continuare un lavoro amministrativo sereno garantendo i servizi al territorio negli interessi degli agrigentini. Inoltre il sindaco dichiara che l'aver centrato il patto di stabilità consentirà in primis la graduale stabilizzazione dei precari al comune di Agrigento. Si tratta di un risultato assolutamente rilevante in un momento di congiuntura economica nazionale assolutamente difficile in cui il Comune di Agrigento, essendo partito prima degli altri nell'azione di risanamento, oggi si trova con le carte in regola per poter fronteggiare anche questi momenti di crisi economica che il Paese sta vivendo, ma sicuramente con maggiore determinazione. Il 2012 dunque si apre con i migliori auspici anche sotto l'aspetto economico-finanziario ed il sindaco Zambuto annuncia l'inizio del completamento di nuove opere e infrastrutture. Mi riferisco per esempio al parcheggio al pluripiano di Piazza Rosselli, mi riferisco per esempio alla via Unità d'Italia, mi riferisco allo snodo nell'incrocio Monserrato-Villa Seta. Mi riferisco ai 6 milioni di euro relativi alla manutenzione stradale di vie e riqualificazione di vie della nostra città. Mi riferisco per esempio al fatto che tutta una serie di progetti che abbiamo presentato, vedi quello sulla scuola Castagnolo, vedi quello sulla palestra di Villa Seta, sia dell'aula bunker che della pista di atletica leggera, sono stati dai rispettivi bandi ai quali abbiamo presentato i progetti, diciamo, ammessi a finanziamento, per cui diventeranno immediatamente gare per eseguire lavori.